Padova, ma anche Campo San Piero, 2 Carrare, Casale di Scodosia. In 6 diversi magazzini la Guardia di Finanza di Padova ed Este ha sequestrato in tutto 458.000 fuochi d'artificio stoccati in modo non sicuro, contenenti ben 5 quintali e mezzo di polvere pirica, peso complessivo di oltre 5 tonnellate. Erano nascosti, per esempio, dietro ad altri prodotti infiammabili senza la giusta distanza di sicurezza e le precauzioni per la prevenzione incendi. Niente manichette né estintori previsti dalla legge per la capacità esplosiva della polvere pirica. I 4 rappresentanti legali delle aziende coinvolte sono stati denunciati per commercio illegale di materiale esplodente e omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro. I finanzieri hanno scoperto anche 2 ditte di materiale elettrico che distribuivano luminarie natalizie senza rispettare la normativa europea e nazionale sul commercio di prodotti a bassa tensione elettrica. Ritirate dal mercato 1.300.000 luminarie non a norma, perché non avevano del tutto o in parte le etichettature e le informazioni sul surriscaldamento. I 2 amministratori di queste attività sono stati segnalati alla Camera di Commercio perché applichi la sanzione amministrativa di legge. Il valore di fuochi d'artificio e luminarie sequestrati è di 400.000 euro.